Brevemente sulle bici, sulle chiese e sugli impianti sportivi. Allora, sulle bici piccolo discorso a parte, naturalmente annuncio il nostro voto contrario a tutti gli emendamenti proposti, non perché siamo contrari alle piste ciclabili, ma perché mi sembra quasi un assurdo, non ne so moltissimo, però è un argomento talmente importante per il turismo, per lo sviluppo, perché non si fa altro che parlare di piste ciclabili ormai negli ultimi anni, che affrontarlo a suon di emendamenti mi sembra molto riduttivo. Non faccio parte della commissione che si occupa di queste cose, quindi non lo so se sia stato affrontato in modo organico, però credo che sia giunta l'ora di iniziare ad affrontare proprio organicamente con una pianificazione, una programmazione che prenda in considerazione lo stato dell'arte, la destinazione, la progettazione e che faccia degli interventi solidi, consolidati, con una legge di settore, comunque con una visione e una programmazione a lungo respiro. Sulle chiese e sugli impianti sportivi invece queste operazioni sono state fatte. Ricordo che noi ogni anno in finanziaria contestiamo gli stanziamenti che vengono fatti sul capitolo sistemazione chiese, che vengono assegnati alla diocesi che fa i suoi programmi di manutenzione. Allora, cosa lo facciamo a fare questo programma di assegnazione fondi alla diocesi che poi distribuisce come vuole, se poi dopo comunque dobbiamo ritrovarci una quantità incredibile di stanziamenti per questo o quell'altro campanile, piove dentro, non piove dentro. La diocesi fa il suo mestiere, si occupa delle sue chiese e stessa cosa per gli impianti sportivi. C'è una legge, viene rimpinguato il fondo in continuazione, ci sono i bandi. Facciamo funzionare questi bandi, non ha senso aggiungere questi piccoli contributi se non quello di perpetuare questa pessima abitudine, tra l'altro adesso, come dire, presa in carico e riservata solamente alla maggioranza, perché all'opposizione, che comunque il resto dell'opposizione tranne noi è d'accordo alla distribuzione di queste risorse, viene però lasciata a secco con un'ingiustizia incredibile secondo noi. E quindi trovo che questa abitudine sia veramente pessima, però devo dire e soprattutto è pessima ed iniqua, perché come facciamo a sapere quanti sarebbero nelle stesse condizioni di bisogno, che però non conoscono le persone giuste e quindi non riescono a insinuarsi nelle pieghe di questi begli articoli? Ma comunque continuate pure così, che a noi va benissimo.